Alessia Zambon. Anche noi vogliamo un gran bene ad Andrea, ce lo coccoliamo. E poi l'ansia non tradisce mai, cioè lui è sempre imperturbabile, ha sempre i nervi saldissimi, tranne la domenica quando c'è Juve-Inter, ma spegniamo i telefonini. Io invece non posso dire altrettanto, sia su Juve-Inter sia sull'emozione, ma con una grandissima emozione provo a dirvi stasera, in questa bella piazza, provo a dirvi di un sentimento che a me pare proprio legittimo. Io credo che il popolo del centro-sinistra cervignanese, il popolo del centro-sinistra cervignanese, non un cartello elettorale estemporaneo, il popolo, le donne e gli uomini della lista Il Ponte hanno ragione di essere orgogliosi, di dirsi orgogliosi per il tanto che è stato fatto in questi decenni e per aver costruito consapevolmente, tenacemente una comunità aperta e progressista. Io tengo tanto alle parole, mi conoscete, sono anche una gran sentimentale, però insomma progressista è una parola proprio bella che dovremmo rivendicare appunto con tanto orgoglio. E si è amministrato molto bene in questi decenni e ci ha accompagnato sempre l'idea di creare una comunità felice, e la felicità si raggiunge, noi crediamo insieme, quando la salute civica e il benessere sono diffusi, che a Cervignano nessuno rimanga mai indietro. Questo è quel che ci siamo sempre detti. E poi ancora cultura condivisa. Siamo una città che legge e abbiamo un festival culturale bellissimo, cultura condivisa, rispetto dell'ambiente, trasparenza nella gestione delle opere pubbliche, condivisione, partecipazione. Sono sentimentale ma sono anche molto franca e allora vi dico che questo è un tempo un po' meschino e molti si parano dietro definizioni nominali molto ambigue, e invece noi diciamo che l'ambiguità è una scelleratezza, è una delle ragioni per cui la politica perde credibilità. E l'ambiguità, tra le altre cose, non consente mai di rispondere alle difficoltà dei temi e delle soluzioni, e proprio di fronte alla complessità del tempo presente noi vi indichiamo insieme a voi l'orizzonte, vi diciamo chi siamo, da che parte stiamo, in quale direzione vogliamo andare. Questo è chiaro ed è limpida la nostra via, il nostro linguaggio, il nostro metodo e le nostre idee. E vi dico ancora una cosa che ripeto con orgoglio, che la parola politica, basta con l'antipolitica. Questa è una splendida agorà che fa politica, un luogo di partecipazione collettivo, un concorso di idee, di progetti e di sogni, perché bisogna sognare l'inimmaginabile per avere la misura poi di quel che si può realmente fare. Teniamo strette queste parole, ci appartengono, ripetiamole con orgoglio e insomma c'è che essere fieri per il tanto fatto, per quel che faremo, per la Cervignano che abbiamo immaginato. Non c'è Raul che mi ispira sempre. Raul mi insegna sempre molte cose, assieme a Mauro, assieme ad alcuni cattivi maestri. E Raul dice sempre bisogna analizzare il presente. Ieri ci ha detto utilizzate il porta a porta non solo ai fini della campagna elettorale, utilizzatelo per osservare la città. Ecco, utilizziamo il porta a porta e poi i mesi che ci attendono per osservare, per capire i bisogni, per capire i desideri e per costruire una città bella. Lo faremo insieme. La immaginiamo, la progetteremo, è un impegno comune, metteremo a frutto le tante competenze, i saperi, le politiche
di una squadra anch'io, a cui voglio anch'io già tanto bene. Sono troppo giovani e troppo interisti, hanno questo difetto, però sono davvero molto capaci, e il confronto quotidiano con i miei colleghi di squadra è veramente appagante. Per cui stateci accanto e sentitevi fieri almeno quanto noi di questa bella storia collettiva. Siamo fieri di essere veramente le donne e gli uomini della lista in fondo.